Ieri il presidente Muraro ha detto che la posizione dell'UPI, Unione Province Italiane, è quella che Treviso e Belluno siano accorpate. Mi pare una roba, una forzatura, anche perché se ne approfitta che vi è un commissario a Belluno che non può reagire perché è un commissario prefettizio e quindi è allineato verso i poteri forti del governo e si lascia una terra lì da sola, una terra di montagna che meriterebbe di essere tenuta in considerazione anche come ente provincia, modello Bolzano dico io rispetto al modello Veneto, e si lascia che questa terra non possa reagire perché non c'è neanche il presidente di quella provincia, parlo della provincia di Belluno. Per me è un comportamento scorretto. È un comportamento scorretto che merita censura da parte anche della Lega Nord, se esiste ancora la Lega Nord in provincia di Belluno, perché il problema è tutto lì. E l'appello che faccio è quello di reagire in tutte le maniere con anche azioni diciamo di tipo forte, eclatante, per far capire che non è tanto solo l'ente provincia, è anche tutta una serie di altre considerazioni che vanno sulla qualità della vita dei cittadini, a tutta una serie di servizi che poi hanno e avranno una ricaduta sul bacino provincia di Belluno. Ecco, tutto ciò non voglio andare oltre, l'appello lo faccio a questo partito di cui il presidente Muraro è partecipe, è appartenente socio, iscritto, e anche lo faccio l'appello ai onorevoli deputati e senatori perché facciano un'azione in commissione, e sarà la prossima settimana, martedì della prossima settimana, e in Camera dei Deputati e in Senato un'azione forte per ristabilire la verità.